Sicuramente è stato un bel quadro quello dei tifosi biancoazzurri pazzi di gioia fuori dallo stadio Esseneto, dove è stata celebrata la festa salvezza con l'entusiasmo alle stelle. Un'immagine indelebile, perché era giusto così, ma ora che la festa è passata si deve pensare all'imminente futuro, cominciando a ragionare seriamente sulle cose essenziali per esserci ancora nella nuova stagione. Intanto bisogna capire l'intenzione degli imprenditori che si sarebbero fatti avanti nelle ultime ore, una trattativa che potrebbe portare ai risultati sperati. La storia delle cordate interessate all'Acragas purtroppo è una vecchia storia e si vorrebbe non ripetere la litania dello scorso anno quando i nuovi arrivi societari venivano dati giornalmente. Se dal silenzio della società può uscire fuori una trattativa soddisfacente, ben venga il silenzio. Certo sarebbe un peccato grave non dare corso agli adempimenti, a cominciare da quello del 30 giugno riguardante la domanda di ammissione al prossimo campionato, tenendo conto che si tratta di un termine interrogabile. Intanto bisognerà decidere se confermare l'allenatore, il quale dal canto suo chiede delle precise garanzie. Ma assieme al mister di Napoli si dovrà pensare seriamente ai componenti della squadra che hanno dato un valido contributo alla salvezza del gigante e meritano quindi la massima attenzione, primo fra tutti il portiere Pasquale Pane, che i tifosi di Agrigento non vogliono assolutamente vedere partire. Chissà che i nuovi imprenditori su questo fronte non abbiano già le idee chiare.